Buongiorno carissimi miei amici, sono sceso questa mattina nel Veronese per andare ad un raduno di auto quando mi sono beccato questo raduno di trattori. Ho lasciato perdere il corteo delle auto e ho preferito puntare questa volta al trattore, dato che il trattore di solito nel mio repertorio manca. Carissimi amici, io non sono un intenditore chiaramente di trattori, non sono un contadino. Mi piacciono, mi piace la sua forma, lo stile vecchio, e voglio farvi vedere alcuni trattori di questo piccolo raduno molto interessante. Siamo in un paesino del Veronese, a Salizzole precisamente, e ci portiamo sui trattori che sono qua fuori in moto, accesi davanti alla zona degli alpini. Carissimi amici, adesso andiamo un po' veloce, vi faccio vedere alcuni trattori, intanto che la gente è in sosta a fare un piccolo ristoro. Il Marvin vi fa vedere questi vecchi trattori. Guardate carissimi amici, non sono un intenditore di trattori, lo dedico a tutti gli appassionati di trattori e soprattutto lo dedico a Marco, che è un collezionista trattori Same. Guarda Marco, qua cosa ti dedico. Questi vecchi trattori sono per te, insomma, tu che sei un collezionista appunto del Same, li conoscerai tutti a memoria. Eccolo qua, appunto siamo qua su un Same, un Sametto. Guarda Marco, i trattori sono qua tutti per te. Carissimi amici, nuovo repertorio del Marvin, oggi si è dedicato ai trattori. Andiamo piano e ci portiamo, andiamo molto piano, e ci portiamo su questo fantastico OM. Guardate qua carissimi amici, spettacolo, spettacolo puro. Questi erano i trattori che piacevano a me. Guardate che forma, che geometria, che spettacolo, che creazioni, che inventiva che avevamo. Insomma, oggi sono tutti dei plasticoni. Insomma, guardate qua, lavorazioni davvero fantastiche. Carissimi amici, siamo qua, la diretta del Marvin sta continuando a Salizzole, paese del Veronese. Guardate, trattori, i trattori appunto per gli appassionati di trattori, non solo camion e auto. Il Marvin oggi si è messo a fare il filmato sui trattori. Insomma, ancora una volta ripeto che qua Renato non c'è. Qualcuno vuole Renato, ma Renato non c'è sempre il Marvin. Guardate carissimi amici, spettacolo, trattori agricoli, guardate, davvero un grande spettacolo. Guardateli bene, è la diretta del Marvin che continua, guardate, davvero grande spettacolo, guardate, fantastico, grazie, guardate qua un testa calda, fantastico, un trattore, guardate, davvero ancora una volta, spettacolo, sono in moto, andiamo qua a vedere qua le pulegge, guardate la diretta del Marvin, c'è. Un intenditore, guardate voi, guardate voi quelli che sanno tutto dei trattori. Io ve li documento, vi faccio vedere un po' di diretta del Marvin. Ancora una volta il Marvin è venuto nel Veronese appunto per seguire un raduno di auto d'epoca, ha cambiato programma, si è gettato sui trattori, ha fatto qualche foto alle auto, però dai, ha detto le auto dai le possiamo ancora trovare. Questi trattori qua insomma vanno documentati per gli amici appassionati dei trattori. Guardate, il Marvin cosa vi fa vedere, davvero fantastico. Andiamo veloce qua, su vari trattori, guardate, spettacolo, guardate, sono qua tra i trattori in movimento che stanno andando, guardate, è la diretta, guardate, vecchi trattori qua, operativi, che funzionano, guardate, davvero spettacolo. Guardate la diretta del Marvin, guardate il Marvin cosa vi offre ancora una volta. Direi un documentario molto interessante. A Salizzole a Verona, guardate, c'è il Marvin che sta facendo questo report per voi, davvero un gran spettacolo. Guardate, spettacolo, qua la gente passa, mi sente parlare, ma il Marvin documenta, guardate, spettacolo è la diretta, guardate, amici contadini, vecchi nostalgici insomma di questi vecchi trattori.
trattori, guardate, è diretta del Marvin, vi ho offerto questo, portiamo ancora su questi due trattori, guardate, davvero spettacolo, è la diretta. Il Marvin ha abbandonato un raduno auto per questi trattori, avrà fatto bene, avrà fatto male, insomma va bene lo stesso, insomma sono sempre pezzi vintage, pezzi di storia che credo vi faccia piacere vedere, insomma. Guardate carissimi amici, la diretta del Marvin, qualcosa di pazzesco. Una semplice fotocamera, il Marvin riesce a fare questi report con la sua grande passione, sotto un caldo cocente, non si è fermato, aveva perso la strada, aveva perso il corteo delle auto, ma il Marvin ha trovato i trattori, guardate, Salizzole Verona, spettacolo, guardate, è tutto vero, è la diretta del Marvin, guardate, stavolta il filmato è lungo, però dai, penso che ne valga la pena, guardate, trattori in movimento, dai, spettacolo, ragazzi, qua chiudo, amici, davvero spettacolo ancora una volta. C'è sempre il Marvin qua che fa i documentari, qualcuno continua a protestare su YouTube, vuole Renato. Intanto il Marvin è qua, Renato non c'è, innanzitutto. Certo, sacrificio, alzarsi presto la mattina, lasciare a casa la famiglia, approfittarne che mio figlio doveva finire un compito di scuola, ultimi giorni di scuola. Allora il Marvin ha detto, dai, facciamo una scappata. Carissimi amici, vi saluto, il Marvin Tour sta continuando, anche da solo. Salizzole Verona, trattori, fantastici. Guardate qua.